Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Shogun 2 Total War. Come potete vedere ci ritroviamo dinanzi al nostro caro imperatore dei Matsume e stiamo per richiedere una bella alleanza militare in modo da offrire alla nostra popolazione una bella copertura per quanto riguarda l'ambito marino. Quindi i nostri Matsume si ritrovano nella parte nord-est della nostra mappa e probabilmente chiedendo anche un'unione al nostro conflitto con tutti questi clan che si sono schierati contro il nostro impero. Vediamo un po' se riusciamo a trovare un aiuto da questo imponente alleato. Come potrei rifiutare un'offerta del genere da un amico come voi? Perfetto, il nostro caro ragazzone è riuscito ad allearsi e quindi questo territorio dei Matsume che si ritrova a nord, quindi questa penisola nella parte nord-est della mappa, ci sarà utile per contrastare questi nostri nemici in mare. Bene, allora come potete vedere all'interno del nostro territorio ritroviamo il nostro caro esercito che appena fuoriuscito da una bella lotta è stato appena adesso ripristinato. Il nostro caro generale, come potete vedere, Naito Akitoshi, è stato corrotto per la seconda volta dalla cara Geisha e praticamente adesso appartiene all'esercito nemico. Il nostro caro Teddy Roosevelt ha effettuato un duello con il nostro caro amico ma è stato sconfitto nuovamente, si ritrova seduto sul suo bello sgabello a piangere e la nostra Geisha, ragazzi, è stata utilissima perché è riuscita a intrattenere l'esercito nemico, questo esercito di Onna Nabunaki. E ragazzi, se riusciamo a distruggere questo ultimo nemico, ovvero quest'ultimo baluardo prima di riuscire ad attaccare la città di Mino, davvero ci ritroveremo molto avvantaggiati rispetto al nostro nemico. Intanto per quanto riguarda il settore dello sviluppo stiamo procedendo nelle politiche civili in modo tale da aumentare la felicità al nostro clan e sviluppare la municipalità in modo tale da avanzare con le politiche civili per trattenere sempre la nostra popolazione sotto controllo, perché vi ricordo che siamo sempre colmi di tensioni a causa della modernizzazione. Potremmo anche sviluppare l'agenda degli occidentali aumentando le relazioni diplomatiche, costruire una bella compagnia ferroviaria e avere un meno 5% ai costi del reclutamento delle unità moderne. Però per adesso basiamoci su questa restaurazione del dominio. Intanto siamo riusciti anche a scoprire i fucili moderni e questo ci sarà utile perché stiamo costruendo una bella scuola di addestramento all'interno della nostra città di Musashi. Eccola qui, la nostra scuola dei cadetti. Ci ritroviamo in piena estate, ragazzi, e vediamo un po' che cosa accadrà nei turni successivi. Bene ragazzi, sono trascorsi diversi mesi estivi, stiamo per entrare nella stagione autunnale e per adesso abbiamo scoperto degli eserciti nemici che si stanno nascondendo in queste radure e possiamo utilizzare il nostro caro veterano straniero per vedere se possiamo un po' fare qualcosa all'interno di questi eserciti. Possiamo sfidare a duello il nostro Nobuaki per indebolire l'esercito nemico, oppure possiamo anche disturbarlo e quindi possiamo causare delle perdite al loro interno. Io direi, ragazzi, di sfidare a duello il generale nemico, perché facendo perdere a un esercito il generale, ovvero il suo punto di attacco, di forza che dà morale alle unità nella battaglia, se riusciamo a far ciò possiamo distruggere l'esercito. Allora, il nostro nemico è stato ferito, il nostro veterano straniero è riuscito a ferire il nemico in duello, costringendolo così a fuggire per la vergogna e lo spavento. Il nostro caro amico è riuscito a compiere il suo ruolo e adesso l'esercito nemico si ritrova senza alcun generale al cospetto. Noi abbiamo portato anche il nostro caro Frosty the Snowman all'interno di questo territorio per far fuori il nemico e stiamo portando anche due belle unità di cannoni Parrot appena reclutate per dare due belle cannonate a questi soldatini e distruggerli definitivamente. Allora, vediamo un po' se riusciamo ad attaccare i nostri nemici. Vediamo un po', allora, attacchiamo con le nostre unità presenti nella città questo esercito. Ovviamente dobbiamo aiutare il tutto anche con l'esercito di Frosty. Allora, avanziamo. Vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Ecco, in questa maniera ci ritroviamo praticamente svantaggiati perché il nostro caro Frosty the Snowman non si ritrova direttamente all'interno del cerchio per fronteggiare all'attacco. Però vediamo un po' se possiamo attaccare sempre con il nostro Frosty. Ok, ci posizioniamo in questa posizione e ritorniamo all'interno della città, ragazzi. Il nostro Frosty adesso è molto vicino alla nostra piccola cittadina, così nel momento in cui questi stronzetti ci attaccheranno riusciremo a difenderci perfettamente. Allora, con la nostra Geisha vediamo cosa possiamo fare. Non abbiamo le monetine per distruggere i nemici, però possiamo affascinare il nostro caro amico. Vediamo se possiamo corromperlo nuovamente. Allora, fai il tuo balletto orientale, amica mia, anche se hai la carnagione da cadavere. Avanti, vediamo un po' il nostro amico. Nemico è affascinato, il
ragazzone ha cambiato nuovamente bandiera, ragazzi, ed ecco qui che è rientrato all'interno del nostro esercito. Perfetto. Allora, vediamo un po', abbiamo acquisito qualcosa. Tratto acquisito, istinti animali. Wow, più un al fascino nel distrarre gli eserciti. Perfetto. Abbiamo reclutato anche 2 belle unità presenti all'interno dei nostri porti e verranno utilizzate per distruggere queste dannate flotte di pirati che continuano a depredare le nostre navi. Allora, avanti, dategli 2 belle cannonate, ragazzi. Guardate un po', è una bella fregata in legno contro ben 6 unità. Possiamo far avvenire questa bella battaglia. Abbiamo vinto e l'abbiamo spedita in mare aperto, ragazzi. Però adesso le nostre unità sono state bersagliate davvero in maniera distruttiva e dobbiamo farle rientrare in porto per rimettere qualche asse di legno e riparare tutte le nostre falle all'interno dello scafo. Allora, ripariamo il tutto, ragazzi, quello che possiamo, perché le nostre monete sono queste, e vediamo un po' che cosa accadrà nei turni successivi. Benissimo, ragazzi, siamo riusciti a scoprire una bella tecnologia, ovvero la nostra restaurazione del dominio, e adesso ci stiamo basando su un'altra tecnologia appartenente alle politiche civili. Però adesso ci è stata assegnata una bella missione. Allora, abbiamo un bell'obiettivo di sconfiggere un esercito, una flotta appartenente al clan dei Takayama entro 8 turni. Abbiamo come ricompensa la capacità di arruolamento di un'unità in più all'interno di tutte le città. Bene, allora vediamo un po'. Il nostro caro Teddy Roosevelt lo possiamo utilizzare all'interno del contesto avversario. Vediamo un po' se possiamo disturbare. Oh, ragazzi, 2000 soldini chiede il nostro caro amico, ma non ci pensiamo affatto tutti questi soldi. Intanto mandiamo sempre i nostri cannoni Parrot in avanti per vedere se possiamo contrastare il nemico con più forza. Ripariamo le altre navi che abbiamo disponibili nel porto, e questa unica corvetta la mandiamo all'interno della nostra flotta principale. Come potete vedere, ragazzi, ritroviamo una bella geisha che si ritrova vicino alla nostra città di Nord Shinano, pronta a corrompere i nostri eserciti, e adesso noi selezioneremo un'altra bella unità di fanteria di leva nel caso riuscisse a distrarre qualche unità. Vediamo se possiamo contrastarla nella maniera migliore. Come potete vedere, ritroviamo anche un bel esercito dei nostri cari alleati Sendai, che a quanto pare si sono dati una mossa e hanno migliorato l'abilità carica incredibile, quindi le loro unità sono specializzate nella carica. Abbiamo anche una bella imbarcazione sempre appartenente a questi pirati di Tottori, e adesso l'attacchiamo, ragazzi, risolvendo sempre automaticamente, conquistando questa nave. Anzi no, l'abbiamo mandata a picco. Perfetto, spedita nell'oceano. Andiamo a riparare sempre le nostre imbarcazioni, ragazzi, e ovviamente dobbiamo attendere i nostri Sendai. Speriamo che si danno una mossa e riescono ad aiutarci, e vediamo un po' che cosa farà sempre il nostro nemico. Vediamo che cosa possiamo fare con la nostra cara Geisha. Possiamo distrarre l'esercito, non possiamo far nulla, quindi attendiamo in questa posizione e vediamo le eventuali mosse del nemico. Come potete vedere, ragazzi, il nostro caro generale ha cambiato nuovamente fazione, è ritornato con la fazione nemica. Intanto abbiamo il nostro caro autunno, meno 10% alla ricchezza generata dalle fattorie, e quindi questo sarà un mese davvero molto duro, anzi una stagione davvero molto dura. Quindi, visto che adesso abbiamo i nostri cari cannoni Parrot, vediamo se possiamo effettuare qualche azione bellica. Intanto prendiamo il nostro caro generale, il nostro caro veterano straniero, e vediamo un po' se possiamo distruggere e a sfidare a duello quindi un generale nemico. Abbiamo il nostro caro Daimyo. Se riusciamo a distruggerlo, ragazzi, il clan nemico verrà demoralizzato. Wow, finalmente il nostro caro amico è riuscito a distruggerlo, distruggendo il Daimyo, ragazzi, quindi è stata un'azione davvero formidabile. E come potete vedere, ho migliorato anche i servitori, sono riuscito ad assegnare la pistola Derringer di Philadelphia, più 5% alla probabilità di uccidere agenti nemici per autodifesa, e meno 10% alle probabilità che questo personaggio venga assassinato. Abbiamo migliorato anche la sezione soldato, che dà più 1 alla risolutezza nel sabotaggio degli edifici e più 1 alla risolutezza quando ingaggia il nemico in un duello. E ovviamente ho rifiutato la carica di ufficiale, che davvero offriva dei vantaggi che non erano utili al nostro generale in questa circostanza. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare con la nostra Geisha. Vediamo se possiamo far cambiare fazione al nostro caro amico. Vediamo un po' se ci riesce. Vediamo se possiamo far cambiare idea. Vediamo un po' il suo caro morale, col suo caro carisma. Non ci è riuscito, il nostro amico dice no. Va bene, vediamo un po' se possiamo adesso attaccare con tutto il nostro esercito questo nemico. Intanto utilizziamo i nostri cannoni Parrot nell'esercito principale e vediamo se possiamo scontrarci e far avvenire questa imponente battaglia. Ragazzi, ci ritroviamo sempre in netto svantaggio. Guardate un po', l'esercito nemico dispone di molti più uomini, anzi di meno uomini, però la barra dell'equilibrio si ritrova a nostro svantaggio. Però noi proveremo ovviamente a distruggere il nostro nemico, probabilmente perché dispone di molte unità di cavalleria con sciabola. Però adesso facciamo un attimo una ritirata, torniamo indietro perché voglio vedere le truppe del nostro Frosted Snowman. Bene,
Bene, non dispone anch'esso di lancieri, quindi adesso l'unità che dobbiamo reclutare sono i lancieri. Bene, reclutiamo 3 unità di lancieri, ovviamente con il nostro Frosty ci ritiriamo all'interno della città per evitare spiacevoli sorprese. Allora, possiamo anche avanzare di turno e vedere che cosa accadrà all'interno dei mesi successivi. Eccoci all'interno di un altro mese autunnale, a breve arriverà l'inverno, ragazzi, ottima stagione per il nostro caro Frosty. Come potete vedere la situazione al nord si sta risolvendo perché i nostri cari alleati si sono posti nelle vicinanze della nostra cittadina, hanno aiutato la nostra popolazione a ripristinare le infrastrutture e adesso che sono state riparate possiamo reclutare alcuni uomini per contrastare questo dannato esercito dei Takayama, a meno che i nostri cari alleati Sendai non se ne occupino direttamente. La flotta che sta bombardando la nostra cittadina si è ritirata all'interno di quest'area e sta iniziando a bombardare a saccheggiare le nostre rotte commerciali, e quindi dobbiamo vedere un po' se possiamo trovare un modo per abbatterla. Vediamo se riusciamo a riparare il porto e reclutare altre unità navali per distruggerli direttamente. Allora, vediamo un po'. Allora, perfetto, il nostro caro Frosty the Snowman adesso si ritrova nel momento in cui può attaccare il nostro nemico, l'esercito è al completo, quindi possiamo attaccarlo direttamente. Io direi, ragazzi, di posizionare anche una bella unità di cavalleria all'interno del nostro esercito, in modo tale da ottenere più cavallerie, in modo tale da distruggere le cavallerie nemiche, ovvero 3 cavallerie con sciabola. Noi abbiamo le cavallerie cogliari, quindi questi cogliari saranno efficaci contro le cavallerie nemiche. Perfetto, allora, anche questo gameplay è terminato, ragazzi. Probabilmente all'interno del gameplay successivo vedrete una bella battaglia tra queste due potenze. Se riusciamo, come ho detto, a distruggere questo esercito ci verrà molto semplice conquistare le altre province. Intanto sempre il nostro caro Teddy Roosevelt lo mandiamo avanti, vediamo che cosa troviamo all'interno di questa cittadina, vediamo se è così generoso da utilizzare queste 216 monete, vediamo possiamo sabotare qualcosa. Niente, il nostro amico è intransigente, richiede una paga molto alta, quindi non possiamo far altro che dare un'occhiata sempre più avanti. Questi ragazzoni, questi Gucciucciuniman, anche se hanno un nome molto bizzarro, dispongono di 3 territori, hanno un'integrità affidata, hanno un'indole difensiva, infatti non ci hanno attaccato, come avete potuto vedere, e con queste ben 3 città, guardate un po', ci stanno facendo aspettare tanti anni prima di distruggerli. Comunque, ragazzi, vi ricordo che il nostro obiettivo è quello di conquistare un'altra bella provincia, ovviamente completare la nostra campagna entro 3 anni. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.